Bazar! la voce per fare quattro chiacchiere con il Mattia Bazar. Dove lo troviamo, Renato? Guarda che gentile, sei veramente più gentile che tua figlia. Allora, Antonella e il Mattia Bazar, insomma. Sì, il Bazar, perché Mattia si è sempre insomma, mi dite come fate con le canzoni sempre così belle? Domanda scenissima, però veramente molto vera. È stata molto difficile rispondere, perché è una cosa che è naturale.
Tra l'altro oggi manca il batterista perché anche lui è unito da questo strano destino per Renato Pozzetto di fare la Parigi da Carme, che è un'epidemia. E quest'anno a quanto pare nell'ambiente così dello spettacolo c'è questa mania, e così sì, Giancarlo oggi è Parigi a fare la Parigi da Carme. È stato Renato. Antonella, tu sei considerato veramente uno dei più belli della musica italiana. Hai mai provato a fare musica anche lirica? Sì, ho studiato musica lirica per diverso tempo, che mi interessava anche questo tipo di ricerca. Cosa ne pensi di tutto Dario? Ti piace? Come cantante lirico? Cantante lirica adesso. Pensate, stavo per dire cosa c'entra tutto con la lirica, poi sono stato molto al volo. Ma io vorrei però fare una domanda un attimo agli altri componenti della Mattia Bazar. Una sola. Ciao! Come si lavora per Mattia? Si lavora splendidamente perché, come dicevo prima, è una voce meravigliosa, per cui essendo qui quello che compone le musiche insieme a Sergio, devo dire che trovo tutto molto semplice, che lui ha il dono di rendere tutto magnifico. E questo dono di rendere tutto molto insieme si sente anche nelle canzoni, questo si sente, abbiamo sentito moltissimo tutti. Adesso, ragazzi, è il momento di fare il gioco, l'unico gioco di oggi. Ognuno dei personaggi che sono venuti qui a trovarci in questa prima giornata del 1986, mi sembra strano quasi dirlo questo numero, specialmente di voi, sarà vicino a un albero di Natale, ognuno con il padrino, per cui io coinvolgo Mattia, Renato, Lucia Alberti e Francesco Vasaro che venite con me, andiamo tutti a giocare e poi ognuno di voi, quello che vincerà, dirà a chi dà questi 10 milioni in beneficenza. Vogliamo andare? Trascinate ancora da questo più sempre in Mattia Bazar? Andiamo. Faccio io per carità. Che bravo! Allora, Renato, Dobbiamo fare? prendimi come portafortuna, dobbiamo fare il sale. Sì, ognuno di noi sarà vicino ad un albero di Natale e il meccanismo di questo gioco è molto semplice e allo stesso tempo più tecnico. Mettiamoci qua, ecco, Mattia sarà padrinata da Don Lirio, da Giancarlo Don Lirio, va bene, Don Lirio che è stato bello con le altezze insieme, Francesco Vasmer per Alessandro Martinez e Lucia Alberti insieme a Giancarlo Magalli, che vi tornerà a girare qualche cosa a Magalli sull'amore nell'86, chissà che gli vada bene. Allora, siamo qui, allora ognuno di voi, Mattia, Francesco Vasmer, Lucia Alberti e Renato Pozzetto dovete in quanto tempo esattamente? No, non sono un tempo massimo. Devono per fare di accendere una giornata di candele quando tu lo decidendo loro quando scottarsi le dita, è proibito staccare le candele e usarle per accendere le altre. Non si può fare, ognuno conti le candele della sua. Non possiamo aiutarli? Non ve lo ognuno ha un albero. Allora, quando incominciamo? ci siamo, dal via il maestro di giochi, il Magalli. Pronti? Si può sentire? Via! Non vale più fermo. Allora va ordenato. Dopo l'ho venuto la messaggio. Pizia, guardate Renato, come va? Come va Alessandra? Il dito. Vai, bravo. Basta fermi, basta. Quanto? No, guarda, quello è nuovo. No, l'hanno fatto la Gaboloni. Non vale. 8 per la signora. 8 per la signora Alberti. 15. Quanto allora, devo andare dalla vincitrice, Mattia. Quanto te ne ha acceso Dall'Uria? Senti, ma tu hai il dito bagnante.
Veramente? Senti, allora, hai già fatto questo gioco? Ti sei esercitata? Chiaro, ti questi 10 milioni di beneficenza, scusami Alessandra, questi 10 milioni di beneficenza, a chi li vogliamo dedicare? Ma io penserei che sia giusto darli a un centro di Praona, centro vita comune di Praona Sondrio, dove vi sono bambini da 0 a 14 anni abbandonati, per cui bene, è un piccolo contributo ma importante, brava. Io però ho una curiosità, Renato, dimmi un attimo. A chi l'avresti dato se tu avessi vinto? Non ho vinto, Vabbè, è come insegno, tu non dicevi di che segno era e io non me l'ha mai detto. Però mi ho chiesto a chi dai i soldi delle che tu dici e non me l'ha detto. L'anno scorso avevo fatto come studiati qua, avevo visto la casa di riposo degli artisti di Bologna, sì, di Bologna. Quest'anno magari non avevo oppure no, Aspetta, c'è di io non ho una situazione oppure le ho dato a quella bambina che ha trovato nel gustaio perché potesse comprarsi una casa, una culla, qualche cosa, non lo so. Beh, insomma, la prossima volta che vincerai Qualche volta chiederò no, la ragazzina da fuori, se la ritratto bravo torniamo sul nostro divano tutti insieme, Alessandra, Francesco Vaglio, Giancarlo Magalli e Lucia Alberti. Giancarlo Magalli, ti sei fatto dire da Lucia Alberti come andrà al 1986? Troverai una fidanzata? Io no, però alcune indiscrezioni. Come? Non sono riuscito. Scusate ragazzi, scusate. Le tue? Che dicono che durante il prossimo periodo di lavoro ci sarà molto appagamento, non in senso di soldi, è appagamento, cioè grande soddisfazione. Sarà un periodo fatto di cose piacevoli, perché parliamo di ottimismo e di forza, esigerai molto dagli altri nel rompere l'anima, ma darai molto in cambio, e ne ringraziamo. Perché si parla di un periodo... Perché sei andrà ancora meglio, come ha detto il computer, che come abbiamo detto all'inizio non è influenzato, non è influenzabile, però l'obiettivo è ancora meglio. Cosa diceva? Lo diciamo anche noi, sì. Lo dite anche voi il nostro Rocco, io spero che... Evviva! Renato Pozzetto non si saprà mai che pesce ascendente maionese, come diceva prima, e adesso festeggiamo questo primo dell'anno ancora una volta, perché festeggiamenti di ieri di Capodanno, noi continuiamo a festeggiare con quello spumante, mentre per tutti voi continuiamo a festeggiare, spero che ci sia anche per tutto lo studio ragazzi, mica soltanto per noi che andiamo in video, Allora speriamo che tutti i desideri che avete espresso questa notte a mezzanotte si avverino, sono i primi giorni dell'anno entro il 1986. Un augurio da parte tua? Un augurio a tutti e di rifarti a tutti, soprattutto a chi da dire. Non avevo detto, ma all'inizio della puntata, ve lo dico adesso alla fine, ho rispettato la promessa che vi ho fatto ieri. A mezzanotte, questa notte, ho pensato per un attimo, tutti voi, ho pensato per un attimo a tutti voi. Auguri ancora.